La mitezza e la discrezione, prima che uno stile, erano il suo modo d'essere e facevano accettare anche le sue posizioni ferme e determinate, come si richiede a chi serve la comunità guidandola come pastore. Era un sacerdote dai modi garbati, pacato, di profonda vita spirituale, fedele alla preghiera, che per lui era innanzitutto una scelta di vita. Una persona discreta, misurata, ma tutt'altro che arrendevole. È così che il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, celebrando nelle esequie, descrive Monsignor Alfredo Magarotto. Si è spento il 22 gennaio all'Opera della Provvidenza di Sarmeola, pochi giorni prima di compiere 94 anni. Moraglia ne ha ricordato l'esemplare vita sacerdotale ed episcopale, originario della diocesi di Padova, nato a Pernumia, quinto di 9 fratelli, tra i quali si contano anche un salesiano e 3 suore. Venne ordinato presbitero nel 1950, poi fu vescovo di Chioggia e vescovo di Vittorio Veneto, dove oggi nella cattedrale sono stati celebrati i funerali. Anche il vescovo Corrado Pizziolo, insieme ai vescovi presenti, ai presbiteri e diaconi di Vittorio Veneto, ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia. La salma del vescovo emerito della diocesi di San Tiziano riposerà nella tomba dei vescovi nel castello di San Martino, Vittorio Veneto.